Allora, dicevamo, latte italiano, noi leggiamo lo yogurt fatto con latte italiano, il latte italiano, poi però scopriamo che latte italiano non è. I nostri formaggi di latte vaccino sono i migliori al mondo e nonostante questo non riusciamo a difendere il nostro marchi che vengono copiati liberamente, soprattutto in America, e lì parliamo di contraffazioni, apriti cielo, ai noi, è vero. No, però qui parliamo di trattato transatlantico che la politica vuole stabilire con l'America e quindi metterci dentro un giochetto che a fine andrà a deprezzare ancora più il valore dei nostri prodotti. A mio avviso personale, però ognuno fa le sue scelte e se sono ponderate dal punto di vista politico e loro credono che sia la strada strategica per dare respiro alle nostre aziende, ben venga, vedremo le conseguenze a medio e lungo termine. Dopo però si pagano. Quando è troppo tardi si pagano. Lo so, infatti. Questo discorso del latte italiano che poi basta che sia rispettata una minima percentuale, quindi noi pensiamo di comprarci un latte italiano e in realtà non è italiano. L'agricoltura l'hanno voluta distruggere i nostri politici e quelli attuali non sono neanche i nostri e sono stati messi al potere per fare riforme, cioè danni. Cosa dice? Dico che è proprio così, nel senso che quando c'è scritto latte italiano c'è scritto anche, sì, latte anche italiano, nel senso che la percentuale è una percentuale inferiore, poi la gran parte del latte non è italiano e quindi noi dobbiamo pretendere, e questa è la politica che lo deve fare, dobbiamo pretendere la tracciabilità dei prodotti che noi andiamo a comprare. Quindi sulla tracciabilità è evidente perché se è una fasulla, c'è scritto italiano, io penso che sia italiano, ma in realtà basta che ce ne sia il 30% di italiano, eccetera. Non è tracciabilità vera. Non è una giusta tracciabilità. Non lo so, mi sembra una presa in giro. Rispondiamo anche all'altro messaggio che parlava di 25 No, ma infatti per quello che dicevamo, sarebbe stato bello oggi, non ho neanche pensato di andare magari a prendere una confezione di latte in cui viene scritto lavorato da questa azienda sullo stabilimento A, B, C, che alla fine quella tracciabilità non la potrai mai seguire, è indescrivibile quello che viene scritto nei barattoli. È giusto a dire. Scrivono la facciata davanti, inganna il consumatore, latte italiano, se te leggi il titolo non consumi più latte, perché non sai da dove viene. È solo l'immagine ti fa bene perché c'è scritto latte italiano, però devo leggere quello in piccolo, non l'ho scritto in grande. Se legge la scritta in piccolo lo butti subito nel cestino. Mamma mia, mi viene male. Bisogna riflettere, come mai giù in Puglia ci ha portato il nostro telespettatore un messaggio 0025, che poi lo sapevo anch'io perché ve lo raccontavo proprio fuori onda, mi è successo, sono informazioni vere, le ho avute anch'io da chi produce, e questo mi conferma chi l'ha scritto, che probabilmente ha avuto la stessa informazione. È come perché giù al ristorante paghi la metà un piatto di pesce rispetto a qua, quindi tasse diverse, c'è il sommerso. Siamo sempre in Italia, però il meridione purtroppo che c'è sempre altri giri, altre situazioni diverse. Situazioni completamente diverse. Cioè a livello regionale ci sono tasse diverse che gravano sull'agricoltura oppure c'è un sommerso come tasse bisogna chiedere ai più a... Cosa dite? No, ma non è un problema di tasse, è un problema proprio di commercializzazione. Adesso il 0,25 è vero, quando noi diciamo che nella media viene pagato 0,32 vuol dire che in alcuni casi viene pagato qualcosa in più, in altri qualcosa in meno, dipende poi dall'utilizzo che viene fatto di quel latte là, o meglio è sempre il solito ragionamento che facevamo anche prima, cioè molti agricoltori sono presi per il collo, passatemi il termine, nel senso che piuttosto di chiudere l'azienda lo producono, lo danno a 0,25, ma perché? Perché poi sanno perfettamente che nessun'altra commercializzazione, nessun'altra ditta che lo va a prendere a un prezzo maggiore, capito? E quindi è là il problema. E anche non far sistema critico, massa critica. Certamente, ovviamente noi marchiamo il fatto che non avendo il prezzo del latte a livello nazionale, non c'è una trattativa a livello nazionale in cui si stabilisce effettivamente il valore del prezzo del latte, poi ci sono queste situazioni difficili all'interno del nostro paese in cui gli agricoltori, chi subisce sono gli agricoltori, perché se invece diciamo che il prezzo del lavoro è di 8 euro all'ora, 8 euro uguale da Trento a Canicattì, quando diciamo che il prezzo del latte è 40 centesimi al litro è da Trento a Canicattì, mentre così non c'è, perché il prezzo del latte non c'è un prezzo nazionale.
e quindi è una trattativa privata. Sulla trattativa privata ovviamente quelli che ci rimettono di più sono le zone più marginali, passatemi il termine perché marginale non è, però voglio dire se il meridione è un'area diciamo più marginale rispetto a quelli che producono latte nel nord e quindi in quell'occasione loro ne subiscono le conseguenze. Assolutamente. E non è possibile una situazione e non di questo si possono tipo. Neanche magari permettere quell'unico dipendente che magari voi potete permettervi, lì devono lavorare solo in famiglia a Solo questo punto, solo familiari e famiglia, basta, sì. o famiglia Sì, o sì, famiglia, sì. se no a Sì. morire a questo punto, cioè non c'è Esatto. speranza. Gioca forza anche che è un materiale altamente deperibile e quindi la legge della domanda e dell'offerta è intricata pur di perdere tutto, sì. mettono nel mercato anche a 0,25 e quindi l'agroindustria sfrutta la circostanza dicendo ma a me non serve, se vuoi io ti do questo. E allora piuttosto di buttare via tutto passa il convento, va bene anche quello che passa il convento, per forza. però questa è l'autodistruzione totale. Siete sotto scacco? Sì, è molto, non poco, perché sei obbligato a conferirlo lì, non puoi stoccarlo, hai un giorno o due, non di più, se lavori, quello è il problema. Secondo lei che margini avete di azione a percezione sua e a percezione sua? Quindi la chiedo un po' a entrambi. Domandona da chilo. Secondo lei? Neanche uno. Non li vedo molto speranzosi. No. Ma quando diciamo che il settore è in crisi, questo è il motivo, cioè siamo di fronte a delle aziende vitali, perché le aziende tra l'altro del nord dell'Alta Padovana sono aziende vitali, no? Sì. E che poi si trovano in queste situazioni. E Cioè poi se noi facciamo un ragionamento e gli diciamo, poi Angelo è subentrato al papà, eccetera, no? Cioè, diciamo, ma tuo figlio ha futuro su questo? Quando vediamo situazioni di questo tipo? Cioè è una situazione gravissima, ecco, per questo è importante far vedere anche, come si può dire, passatemi il termine, la faccia che le nostre aziende ci rimettono oggi. Sì. È una faccia di questo tipo, è una situazione di questo tipo. Siamo in grosse difficoltà, le nostre aziende sono in grosse difficoltà. Chiudono, stanno per chiudere, perché ovviamente la marginalità nel momento in cui per un anno vai avanti, per il 2 tiri la cinghia, ma il terzo anno non ce la fai, le banche ti assalgono infatti anche e quello è il quindi problema. per questo motivo piuttosto di perdere tutto si chiude l'attività. Ecco, noi vogliamo che la zootecnia italiana sia di chiusura? Ecco, io penso che su questo dobbiamo riflettere tutti, ma soprattutto deve riflettere la politica, soprattutto deve riflettere il governo italiano in cui deve essere a fianco dei nostri allevatori. E questo è l'elemento di forza che noi oggi poniamo con forza e determinazione come organizzazioni sindacali. Assolutamente. Presidente, siamo in chiusura. Che cosa voi avete lasciato dei comunicati, anche in Regione si diceva continuerete ad oltranza queste manifestazioni? Ma fino adesso ci siamo mossi in modo con pacatezza e tranquillità. Se vogliono vedere che i buoni diventano cattivi, probabilmente si dovranno preoccupare molto di più di quello che è successo fino adesso, perché se la politica ha deciso che la zootecnia italiana non la dobbiamo fare, lo devono dire per tempo, ma non devono far morire le aziende in un'agonia costante e sempre moltiplicatori elevati. Cioè meglio prendere posizione subito, dire no, noi non investiamo nell'agricoltura italiana, ognuno si prende le proprie responsabilità, ognuno sceglierà che tipo di vita vorrà condurre, ma poi quando sarà troppo tardi non recrimineremo le azioni che abbiamo fatto prima a danno di un'agricoltura veramente reale, di qualità, di sostenibilità e di tutto quello che può contribuire per la collettività e per il sociale. Le nostre imprese agricole, a mio avviso la politica si deve mettere una mano nella coscienza, trovare un equilibrio, un'equità e sostenere chi veramente può dare una svolta decisiva a questa crisi economica che ormai sta stancando, dura ormai da troppo tempo. Chiarissimo, siamo arrivati al termine, grazie di essere venuti qui con noi, sappiamo che avete ritagliato del tempo al vostro lavoro che richiede moltissima dedizione, quindi vi ringraziamo, grazie alla CIA di Padova e naturalmente in bocca al lupo per questa manifestazione, avete capito l'importanza di un latte del territorio genuino, difficile da riconoscere per la tracciabilità, però ci sono molti che vendono direttamente, che fanno iniziative, alta qualità. Per adesso
dovrebbe essere una garanzia, fino a prova Sì, contraria, latte di alta qualità, di un latte del territorio, e quindi fate le vostre considerazioni e riflessioni. Grazie ancora di averci seguito, noi come sempre ci rivediamo domani.